TG, buongiorno e ben ritrovati. In questa diretta vi terremo compagnia fino alle 13:30, un'ora e mezza, dove vi racconteremo tutto quello che succede nel territorio veneto. Apriremo la pagina politica, la pagina economica, parleremo di caro benzina, lo faremo in diretta con Guido Barbato da Padova. Approfondiremo la pagina bassanese per raccontarvi tutto quello che succede in città. Ma come sempre partiamo dalla cronaca: droga, armi, estorsioni, raffica di arresti e sequestri da questa mattina tra le province di Venezia e Padova. 11 indagati, di cui 8 da questa mattina ai domiciliari nelle province di Venezia e Padova per spaccio di stupefacenti. Dalle prime ore di oggi, infatti, i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, supportati dai comandi provinciali competenti, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale del Riesame di Venezia nei confronti di questi 11 indagati a vario titolo, oltre che per spaccio di droga, anche per altri reati, nell'ambito dell'indagine denominata Hope, che in inglese significa speranza, indagine dalla quale emerge in particolare la storia di un 42enne pregiudicato di Noale, non colpito dalle odierne misure, ma già sottoposto a misura cautelare per questi fatti, per possesso cioè di 1 chilo di cocaina. Nei suoi confronti il Tribunale di Venezia all'epoca aveva disposto il sequestro per equivalente di denaro di veicoli, imbarcazioni e altri beni di lusso per oltre 170.000 euro, ritenuti frutto dello spaccio. Altro sequestro rilevante è quello avvenuto nel febbraio 2020, quando, nell'ipotizzata disponibilità di uno degli indagati di oggi, venne trovato ulteriore stupefacente, documenti in bianco, provento di furto ed un vero e proprio arsenale di 4 fucili, 11 pistole, 2 panetti di esplosivo da oltre mezzo chilo ed una mitraglietta con silenziatore. Torniamo ora a parlare del tragico schianto di San Donà. 2 morti e 3 ferite, questo è il tragico bilancio dell'incidente. Le vittime hanno 20 e 23 anni ed è indagato per omicidio stradale l'amico alla guida. Una brutta scena perché avevate infilzati su quel coso là, mamma mia. È una cosa che ancora qua non ho mai dormito tutta la notte. È stata una scena straziante quella che si sono trovati di fronte residenti e operatori del soccorso poco dopo le 8 della sera in via Lungopiave Superiore, alle porte di San Donà, a poche decine di metri dal Ponte della Vittoria. In questa Seat Ibiza azzurra viaggiavano in 5, tutti poco più che ventenni, amici di lunga data, un passato e un presente nel gruppo scout. L'auto, partita da poco dal piazzale delle scuole, era diretta verso il centro della cittadina. La serata doveva ancora iniziare. Quello che è certo è che la traiettoria della Seat è come impazzita, sbandando è andata a finire contro il guardrail, che a sua volta si è conficcato nella parte posteriore dell'abitacolo. Sono morti così nel modo più atroce Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23. Il botto ha richiamato immediatamente i soccorsi, un allarme generale che ha portato sul posto gli uomini del SU M118 partiti dal vicino ospedale, vigili del fuoco, carabinieri. Estrarli dalle lamiere non è stato facile, interdetta l'area. Mentre per Maria Chiara e Alessandro non c'era più nulla da fare, gli altri 3 sono stati portati al pronto soccorso. 2, il guidatore e l'amico che si trovava a lato passeggero, sono stati dimessi dopo poche ore. Il terzo, seduto sui sedili posteriori accanto alle 2 vittime, è ricoverato in chirurgia ma fuori pericolo. I primi atti di indagine sono già stati trasmessi alla Procura veneziana e al PM Stefano Buccini. Formalmente il ventenne alla guida è indagato per omicidio stradale, anche se sembra acclarato sia risultato negativo all'alcol test e ai primi esami tossicologici. La stessa velocità pare non fosse elevatissima, su un tratto comunque reso viscido dalla pioggia. Forse questo molto banalmente è stato uno dei fattori determinanti. Non si esclude una distrazione. In ogni caso i ragazzi sopravvissuti saranno sentiti nuovamente superato lo shock di queste ore. Un'arteria trafficatissima ma stretta, quella di via Lungopiave Superiore, molto nota ai turisti diretti sulla costa. Anche su questa potranno essere svolti degli approfondimenti per verificare lo stato del manto stradale e dello stesso guardrail. Paolo Longato abita qui da quasi 50 anni. Qua in giardino ci sono arrivate tante volte, 3-4 volte le macchine e sono andate a finire laggiù. Rimaniamo sull'incidente. La comunità di San Donà è sconvolta. L'ultimo addio ad Alessandro è previsto giovedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Il giovane capo scout avrebbe iniziato il nuovo lavoro la settimana prossima. Noi abbiamo comunque già deciso che
Sarà una giornata, quella dei funerali, in cui la città riconoscerà questa grave perdita e quindi di lutto cittadino, ma è un segno giusto di vicinanza che dimostra anche tutta la sua impotenza per quello che si riesce a fare in queste occasioni, in questi contesti. È un dolore profondo quello di San Donà di Piave, comunità che ancora una volta piange delle giovani vittime. Sia Maria Chiara Guida, 20 anni, che Alessandro Polato, 23, vivevano qui con le loro famiglie, oggi attonite e senza parole. Maria Chiara si trovava nella Seat con il fidanzato, lei sui sedili posteriori, lui davanti al lato passeggero, ed è sopravvissuto. Anche Alessandro era seduto dietro quando il guardrail lo ha colpito. Fra una settimana doveva iniziare il nuovo lavoro in un'azienda di Ceggia. Alla parrocchia di San Pio X lo ricordano tutti come appassionato capo scout, così la sua catechista. Era veramente un bravo ragazzo, un alunno diligente, non si può dire niente. Conosco il papà purtroppo del ragazzo che è deceduto e non so cosa dire, veramente. Non ci sono parole. Porto solo le mie condoglianze a tutte e due le famiglie. Proprio al bar vicino alla chiesa gli amici scout si ritroveranno in serata, anche per farsi forza. Sono venuti i ragazzi prima a chiedermi se potevano organizzare, adesso non so cosa organizzeranno, penso faranno un momento di raccoglimento, qualcosa in suo onore, presumo. Verranno qua verso le 6, penso. E sul posto della tragedia anche Romina Ceccato, la mamma di uno tra i 4 ragazzi morti nel 2019 sulla Isolana. Pensate, il fratello della ragazza morta era il migliore amico del figlio. Io chiedo per favore che è ora di finire, di vedere queste famiglie piangere e sentire noi mamme, sentire noi familiari dire siamo morti. Perché quando non hai più tuo figlio che ti viene strappato in questa maniera, sei morto. Sei morto. Sul luogo dell'ennesima strage è arrivata anche Romina Ceccato, presidente di Alba, l'associazione dedicata al figlio Riccardo Laugeni, morto sulla Iesolana nel luglio 2019 accanto ad altri 3 coetanei. Stavolta però è ancora più difficile del solito. Romina abita poco distante, conosce bene i familiari di Maria Chiara Guida. Il fratello maggiore, Federico, è stato il migliore amico di Riccardo e con lei si occupa di sicurezza stradale. Lo stesso Federico così ricordava nel corso di una nostra diretta l'amico perso nella tragedia dei 4 angeli. Riccardo era un tuono perché ogni volta che si usciva, anche tra genitori, e quando lo trovavi in piazza, c'era sempre quel razzo di sole che ti spaccava. Oggi Federico è chiuso nel suo dolore per la sorella, preferisce non parlare, così come tutti gli altri familiari dei ragazzi coinvolti. Vogliamo fare qualcosa. Andavano veloci, le strade erano bagnate, la strada non era messa a posto. Ve lo chiedo veramente con tutto il cuore. Basta sofferenza, basta giovani, se ne stanno andando. E dopo questo ennesimo incidente mortale la comunità di San Donà è sotto shock. Sentite. Certamente fa molto male vedere questi giovani che terminano la vita così presto. Mi dispiace tanto per i genitori, e penso anche che sia anche colpa di questa crisi, che magari non si fa manutenzione alle macchine, non riusciamo neanche a mantenere le macchine. Potrebbero anche fare qualcosa in più per i giovani, perché penso che questi incidenti sono anche causati perché le macchine magari non riesce a cambiare le gomme. Le strade non è che sono messe bene, dal punto di vista sono danneggiate in più parti. Certo questo non sarà la causa, penso, perché c'è tanti fattori, la velocità può essere stato, la distrazione, qualsiasi cosa può essere successo. Lei conosceva questo? Ho appena guardato adesso le PIRF perché era scout con mio figlio e ci si conosce tutti qui nell'ambito della parrocchia. E poi un'altra cosa, è morto un altro ragazzo di 30 anni che era amico di mio figlio, andava a pescare insieme, quindi ieri o ieri altro nella notte, sono cose un po'...
non sappiamo più neanche cosa dire, perché veramente un altro ragazzo di 33 anni qui a 90. Non so cosa dire, perché li ho trovati bambini e adesso sono giovanotti. Lo conoscevo solo di vista, mi diceva ciao, ciao. Puoi immaginarsi quanti ragazzi gravitano qua, tra scout, ACR. La gente non ha una bicicletta in mano, comunque ha un mezzo. O qualche volta potrebbe essere successo perché magari chi corre in macchina è disattento, oppure, come succede anche nella maggior parte dei casi, che non è neanche colpa di chi ha il volante della macchina. Comunque ci vuole prudenza per strada. Con questo servizio chiudiamo questa tragica pagina di cronaca. Ora qualche istante di pubblicità, ma ne torniamo tra poco. Focus TG, ben ritrovati in diretta. Prima della pubblicità vi abbiamo lasciato con la pagina della cronaca, vi abbiamo raccontato del tragico incidente di San Donaio. Ora continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però a Padova perché tornano le risse notturne in centro. Un giovane nordafricano è stato accoltellato a una gamba e un minore ferito. Sentite. Io sono veramente stremato perché al di là dei rumori c'è proprio la sensazione di uscire e di rischiare. Una notte di sabato finita nel sangue sparso tra il portico della Chiesa dei Servi e la galleria Tito Livio. Giovani bevuti o peggio che litigano, rompono bottiglie e le prime gocce di sangue sono a terra nel portico e alla base delle colonne della chiesa. Poi spunta un coltello. I primi metri di galleria Tito Livio dove ci troviamo adesso sono tracciati da molte macchie di sangue che tra l'altro nessuno ha pulito da sabato sera, perché pare che qui alla fine sia successo la parte più grave di questa rissa, ovvero il fatto che qualcuno ci ha rimesso una coltellata a una gamba e un altro giovane è stato visto con una ferita da taglio sulla testa. È intervenuta la polizia per sedare gli animi e non ha potuto che fermare i due feriti, perché ovviamente tutti gli altri se la sono data a gambi. C'è voluto un fatto di sangue per attirare di nuovo l'attenzione su una situazione nella quale, per esempio, gli schiamazzi e le risse durano fino a molto tardi, da anni. E continuano a ripetersi perché non c'è niente, nessuno che ferma e blocca questa situazione. I residenti ormai sono esasperati perché come capita in tante altre parti della città, questi fenomeni avvengono soprattutto in fascia serale, ma lo spaccio avviene anche in pieno giorno. Sono delle baby gang che affollano la Chiesa dei Servi nella fascia serale e notturna, e anche la Galleria Tito Livio e anche la Riviera Tito Livio. L'accoltellamento durante questa rissa segnala che ci sono persone che girano col coltello e in ogni momento possono aggredire altre persone. Rimaniamo a Padova con la cronaca. Violenza a moglie e figlia, finisce in carcere un 46enne romeno. È finito in carcere su disposizione della Procura di Padova un 46enne romeno domiciliato a Romano de Zelino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri sabato mattina perché deve scontare una pena di 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti a moglie e figlia avvenuti a Loreggia tra il 2019 e il 2021. Il 46enne è stato rintracciato a casa della sorella e condotto in carcere a Vicenza. La cronaca ci porta ora a Venezia. 18enne arrestato in aeroporto, tentava di imbarcarsi per Venezia con 2,5 etti di cocaina. 18 e 45 anni, entrambi spacciatori, pur non conoscendosi, in comune la voglia di sfidare la giustizia e le forze dell'ordine. Il primo, il 5 gennaio scorso, credeva di farla franca imbarcandosi da Catania verso Venezia in aeroporto con addosso 230 grammi di cocaina purissima. Il secondo invece, mercoledì 4, è stato beccato a Venezia con 2 chili di marijuana e hashish. Entrambi sono stati arrestati. Il 18enne a Catania durante i normali controlli di sicurezza effettuati dagli agenti della Polizia di Frontiera e una volta scattato l'allarme per la presenza di oggetti in metallo sulla persona e quindi la scoperta della droga dai funzionari doganali dell'Agenzia dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
Il 45enne arrestato a Venezia grazie al fiuto del cane DIP dell'unità cinofila dei Baschi Verdi della compagnia antiterrorismo pronto impiego di Venezia, che in casa dell'uomo successivamente hanno trovato anche 4.500 euro in contanti, denaro e droga posti sotto sequestro, con il 45enne ora ai domiciliari in attesa della convalida. E a Mestre, ennesima spaccata con tombino nella notte in una pasticceria in via Bussola. Il pasticcere esasperato dice ai nostri microfoni: adesso basta, facciamo noi gli sceriffi della città. Signor Sindaco, signor Prefetto, datevi una mossa, portate, diciamo, come si può dire, un po', diciamo, come si può dire, di sicurezza. Non ne possiamo più. Io personalmente prendo le mie responsabilità, sono stanco. Se va avanti in sta maniera vorrà dire che farò io sceriffo della città. Lo sfogo dell'artigiano di Mestre dopo l'ennesima spaccata con tombino avvenuta nella notte appena trascorsa verso le 3:30 del mattino in via Bissuola 14H ai danni della pasticceria loredana della figlia Katia. Lei, disperata e scossa, non se la sente di parlare. Il padre invece sì, è un fiume di rabbia inarrestabile. Fino all'1 di notte si è preparato il negozio per riaprirlo il giorno dopo che oggi. Si è alzata per venire a aprire il negozio e l'ha trovato disfatto. Mestre, con il primato della droga, ha raggiunto un altro record in negativo, si intende, diventando di fatto la capitale delle spaccate, più di 20 ad oggi quelle registrate negli ultimi 2 mesi, vale a dire una ogni 2 giorni. Soltanto a Capodanno alla famiglia dei pasticceri Vanin era stata violata sia la casa della figlia che quella del padre, un assedio senza fine, di più, un vero e proprio accanimento da parte dei banditi. Su una casa dove che ha sempre in quartiere qua furti, ma la nostra vita è tutto un furto. Un'intera comunità, questa di Mestre, sotto assedio dei ladri che agiscono indisturbati, così tanti residenti e commercianti più che esasperati. Soltanto qui al quartiere Aretusa, alla vigilia di Natale, svaligiata un'intera casa dove è stato sottratto dai ladri l'armadietto blindato che conteneva niente meno che un mini arsenale. Città che chiede il pugno di ferro contro questa violenta escalation criminale. Ma non è giusto distruggere la gente, ci vuole delle elezioni. Le polemiche ci portano a Padova a causa dei camper rom parcheggiati in ospedale dove era ricoverato il loro capo dopo un ictus. Sentite. Se ne sono andati dopo 5 giorni di sosta nelle vie vicino all'ospedale i camper delle famiglie rom che hanno stazionato lungo la strada per quasi una settimana perché il loro capo, Jupo Alilovic, 64 anni, era ricoverato in gravi condizioni dopo un malore improvviso, pare un ictus. L'uomo, residente in via Ferrero, era stato ricoverato d'urgenza e pochi minuti dopo il ricovero decine di roulotte erano arrivate in via Gattamelata creando problemi al traffico e suscitando l'ira degli automobilisti. Numerose le segnalazioni arrivate alla polizia locale, carabinieri e polizia che hanno costantemente monitorato la zona per evitare situazioni di criticità. Dopo la morte del 64enne, i camper se ne sono andati. Ci spostiamo ora nel Vicentino, incidente a Montecchio Maggiore, un'auto finisce contro un guardrail. Montecchio Maggiore. È ancora ricoverato all'ospedale il conducente di una Volkswagen Golf che si è schiantata contro il guardrail lungo la tangenziale 246. L'incidente è accaduto nella serata di domenica sotto la pioggia battente, nei pressi dell'uscita per il centro cittadino. L'auto verso le 21, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e deviare il traffico, è finita contro la cuspide della barriera che delimita la corsia di uscita dalla tangenziale. Oltre ai sanitari del SUEM che hanno soccorso e stabilizzato l'autista, trasportandolo infine all'ospedale con un codice di media gravità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arzignano che dopo circa un'ora e mezza hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Rimaniamo a Vicenza perché ci sono novità sull'arresto del tifoso ubriaco che aveva aggredito gli agenti della polizia dopo l'incontro di calcio tra Vicenza e Padova di domenica. Il questore infatti ha emesso il DASPO per 5 anni e il foglio di via da Vicenza. Non sono rimasti senza conseguenze gli atti di violenza commessi dall'uomo residente nel territorio provinciale vicentino, arrestato domenica sera in piazzetta Palladio al termine dell'incontro di calcio tra l'Anerossi Vicenza e Padova.
Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti il decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni e il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza. I fatti si riferiscono alla serata di domenica, quando l'uomo, alterato dall'assunzione di alcolici, intento in atteggiamenti molesti, era stato portato in questura e nel tragitto in auto il crescendo di aggressività. Dagli insulti era arrivato a rompere a pugni il vetro divisorio che lo separava dagli agenti, riuscendo a colpire uno dei poliziotti che, ferito, ha riportato una prognosi di 2 giorni. Per questo era stato arrestato in flagranza per rispondere del reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arrestato era stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Alla luce di questi fatti sono scattati i provvedimenti del questore. E con la cronaca torniamo nel Trevigiano, perché continuano i controlli militari dell'arma lungo le strade. I carabinieri infatti di Vittorio Veneto hanno denunciato un 45enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, fermato lungo la provinciale verso Tarzo. Addosso all'uomo, nascosto nella tasca del giubbotto, è stato trovato infatti un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. Nell'auto invece i militari hanno recuperato una mazza da baseball. Le armi sono state sequestrate. Ieri invece, durante un controllo a Casale sul Sile, i carabinieri hanno denunciato un 50enne che viaggiava a bordo della sua auto con dei coltelli della lunghezza di 39 centimetri. E con la cronaca rimaniamo a Treviso, 42enne sotto inchiesta per violenza sessuale su una quindicenne. Incastrato dalle registrazioni di una conversazione nella quale faceva esplicite avance sessuali a una quindicenne. È stata la stessa ragazzina di nascosto con il telefono a fornire la prova dell'ennesimo assalto dell'uomo, un 42enne operaio che viveva nello stesso appartamento dove abita la madre. I fatti sono avvenuti nell'estate scorsa. La quindicenne, figlia di genitori separati, è in affido condiviso tra i due. Sta dal padre, ma nei fine settimana è spesso dalla madre, ospite di un'amica a Treviso. In quell'abitazione arriva a un certo punto ad alloggiare anche un operaio romeno con un passato di maltrattamenti in famiglia. Ed è proprio lui, in pochi giorni, a tentare con la ragazzina molesti e abusi tra baci, abbracci, palpeggiamenti, mai sfociati fortunatamente in rapporti completi grazie ai ripetuti rifiuti della quindicenne, che, esasperata, una sera registra di nascosto la richiesta pressante dell'uomo che, entrato in camera sua, voleva un rapporto sessuale. Poi il racconto del suo incubo alla madre e la conseguente denuncia in procura, con quella registrazione ben chiara come testimonianza delle intenzioni dell'operaio. Ora l'uomo è sotto inchiesta per violenza sessuale su minore. Rimaniamo a Treviso, carabinieri al lavoro per dare un'identità al pirata che ha investito una 19enne senza soccorrerla. Continuano le indagini dei carabinieri per dare un volto al pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica in via Ronchese a Treviso ha investito un 19enne di origini kosovare che si trovava in sella alla sua bici e, anziché fermarsi a prestargli il soccorso, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. A terra, sul luogo del sinistro, sono stati recuperati alcuni frammenti dell'auto che potrebbero essere utili agli investigatori per risalire al responsabile, che potrebbe essere stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona che in queste ore sono passate a setaccio dai militari dell'arma. Fondamentali saranno anche i video del sistema elettronico posizionato lungo la tangenziale di Treviso per identificare il conducente della macchina che ieri ha percorso il tratto tra Silea e Paese contromano e ad alta velocità, seminando il panico tra gli altri automobilisti che hanno prontamente allertato la polizia locale. Ma quando gli agenti si sono portati sul posto dell'auto non c'era più traccia. Solo per un miracolo non si sono verificati incidenti. Tra martedì sera e mercoledì gli agenti esamineranno i filmati per risalire alla vettura. Intanto continuano i controlli delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza proprio lungo le strade. Ieri sera a San Floriano i carabinieri di Vedelago hanno scoperto un 28enne di origini moldave positivo all'alcol test con un tasso quasi 3 volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata una denuncia e il ritiro della patente. Con la cronaca rimaniamo nel Trevigiano perché sono usciti dal carcere il 36enne e il 53enne che nella tarda serata di sabato 5 gennaio a Cornuda si erano introdotti nell'appartamento di un 40enne loro conoscente e lo avevano colpito con calci e pugni. Questa è la decisione del GIP al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Bona a Treviso. Avranno semplicemente l'obbligo di presentazione e di firma. I due erano stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Montebelluna dopo che, forzata la porta dell'abitazione, avevano sorpreso l'amico nel sonno e lo avevano pestato selvaggiamente. Gli aggressori erano stati bloccati da militari dell'arma giunti tempestivamente sul posto dopo essere stati allertati dai residenti. E ora ci prendiamo qualche istante di pubblicità, ma non rimaniamo qua e voi rimanete lì, torniamo tra poco.
Focus TG, ben ritrovati in diretta, vi terremo compagnia ancora un'ora fino alle 13:30 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto. Continuiamo con la cronaca, siamo nel Trevigiano, aveva colpito con un pugno il negoziante che cercava di fermarlo. Arrestato dalla polizia a Conegliano un 30enne senegalese residente a Mareno. Sentite. Un incontro fortemente voluto dal presidente di Furti in Corso Cristian Demma, quello in prefettura, dove ha presentato l'associazione al capo di gabinetto Andrea Celsi, che aveva già avuto modo di conoscere l'attività del gruppo. Abbiamo visto che c'è una buona inizio di collaborazione con la prefettura. Dal colloquio di circa mezz'ora Demma è uscito con il via libera della prefettura al coinvolgimento dei sindaci. Anche il prefetto nuovo ci ha invitato tranquillamente ad andare nei comuni e far sì che i comuni possano prendere in considerazione, ma seriamente e anche a livello attivo, Furti in Corso come associazione di volontariato per dare una mano a contrastare questo problema dei furti. Mercoledì la riunione settimanale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sarà l'occasione per parlarne ai sindaci presenti. Io gli ho detto, tante volte mi sono trovato in una situazione in cui chiedevo ai primi cittadini e mi dicevano che in qualche maniera c'erano problemi amministrativi per poterlo fare. Mi ha confermato che non esistono questi problemi amministrativi, che come c'è un controllo di vicinato presente nei comuni può esserci anche Furti in Corso e ben vengano queste associazioni, e quindi appunto abbiamo richiesto questo aiuto. In tal senso nelle prossime ore Demma invierà una mail ai primi cittadini chiedendo la loro disponibilità e collaborazione. Visto che anche la prefettura attuale ha detto che potete prendere in considerazione Furti in Corso, fosse il caso che prendiate il Furti in Corso. Ricordatevi che siamo a 19.500 persone che abbiamo voglia di dare una mano a questi comuni. E se qualcuno dovesse non aprirvi la porta? Molto semplicemente farò nome e cognome direttamente sui social e poi sui giornali, e così siamo a posto. Almeno i cittadini sapranno quanto il sindaco vuole aiutare la gente contro i furti o meno. Ci spostiamo ora nel Bellunese con la cronaca del Bellunese, perché è ricoverata al centro di chirurgia della mano dell'ospedale di Verona la 20enne Feltrina, rimasta seriamente ferita nell'incidente accaduto ieri poco prima delle 18:30 a Mugnai di Feltre. L'auto sulla quale la giovane viaggiava con i genitori, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada sottosopra nella roggia di cemento che costeggia Rio Musil. Ferite meno preoccupanti per la madre della ragazza e lievi contusioni per il padre, che è riuscito a dare l'allarme. In zona sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del SUEM e i carabinieri di Feltre. Le operazioni di soccorso e di recupero dell'auto si sono concluse verso le 20. E ora apriamo la pagina della politica internazionale, perché hanno avuto un immediato riflesso anche sulla politica veneta i disordini in corso in Brasile. Nel mirino infatti chi ha appoggiato l'ex presidente Bolsonaro, favorito la sua visita in Veneto e la concessione della cittadinanza onoraria. Prendere le distanze dall'ex presidente del Brasile, Bolsonaro, e condannare apertamente quanto sta succedendo in queste ore nel paese sudamericano. Di fronte all'assalto al Parlamento di Brasilia, seguito dalla ferma reazione del neoeletto presidente Lula e da 400 arresti, Sinistra e Movimento 5 Stelle chiedono che il Consiglio regionale si schieri senza esitazione contro Bolsonaro, che molti esponenti dell'attuale maggioranza definirono a suo tempo orgoglio veneto. La capogruppo dei 5 Stelle, Erika Baldin, ha depositato una proposta di risoluzione, mentre la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda chiede venga esplicitamente respinta l'ipotesi di dare asilo politico in Veneto all'ex presidente, a cui il comune di Anguillara ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel mirino ci sono quei leghisti, da Matteo Salvini in giù, che accolsero Bolsonaro con entusiasmo e favorirono quel riconoscimento. Tra loro il parlamentare trevigiano Dimitri Coin, che il Brasile lo conosce da vicino. All'epoca, quando il presidente Bolsonaro è stato ricevuto ad Anguillara per andare a vedere il luogo da dove erano partiti i propri nonni, era comunque il presidente in carica di uno dei più importanti paesi del mondo, che era andato al G20 a Roma, che era stato ricevuto da tutti i capi di Stato. Il primo danneggiato da quello che sta accadendo è proprio il presidente brasiliano. Il presidente brasiliano fa politica e quindi è il primo che è comunque danneggiato da questa situazione. Situazione, dice Coin, ampiamente prevedibile vista la non trasparenza dei passaggi che hanno portato all'elezione di Lula. Chi è entrato nel Parlamento brasiliano va arrestato, giustamente è stato arrestato e andrà giudicato e condannato, ma non accorgersi che c'era una situazione di malumore e che comunque doveva essere gestita e governata, e far finta adesso che questa sia una sorpresa di quello che accade vuol dire aver girato la testa dall'altra parte. Posizioni contestate da Laura Puppato del Partito Democratico, che allarga lo sguardo all'atteggiamento tenuto dalla Premier Meloni. Era tardato moltissimo nel fare
nell'emettere un tweet che peraltro non cita né Lula come presidente né tantomeno il fatto eversivo, il tentativo di colpo di Stato che c'è stato in quel paese. Non è possibile che una premier di un paese democratico non riesca a dividere la situazione, diciamo, di appartenenza politica ai noi di estrema destra della stessa rispetto ai fatti che accadono in giro per il mondo e che mettono a rischio le democrazie. Rimaniamo sull'argomento perché l'ex presidente del Brasile, secondo la stampa brasiliana, cercherebbe di ottenere la cittadinanza italiana per evitare guai giudiziari nel suo paese. Ve lo abbiamo raccontato, l'anno scorso l'ha contestata cittadinanza onoraria ad Anguillara nel padovano terra dei suoi avi e oggi Rifondazione Comunista a Sinistra Italiana ne chiede la revoca. Sentite. Quanto sta accadendo in Brasile, un'irruzione nelle sedi istituzionali, sono fatti inaccettabili e incompatibili con i principi di democrazia. Spero tutto si risolva al più presto e soprattutto che nessuno debba pagare con la vita. Massima solidarietà alle istituzioni brasiliane. Le parole sono di Alessandra Buoso, sindaco di Anguillara Veneta, il piccolo comune della Bassa Padovana che diede i natali al nonno di Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, i cui sostenitori ieri hanno assalito alla sede del Parlamento per contestare le elezioni di Lula. Poco più di un anno fa il conferimento in pompa magna della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, un avvenimento che all'epoca suscitò scandalo e polemica a livello locale per la discussa figura del politico carioca e che ora potrebbe avere ripercussioni internazionali. Bolsonaro, infatti, riparato in Florida dopo la sconfitta alle elezioni e con numerosi processi e accuse sulle spalle, potrebbe richiedere la cittadinanza italiana per evitare di finire in carcere nel suo paese. Un'ipotesi, quella della cittadinanza italiana, ventilata da buona parte della stampa indipendente brasiliana, visto che già lo scorso novembre 2 figli di Bolsonaro, che sono parlamentari, si erano rivolti all'ambasciata italiana di Brasilia per chiedere di accelerare le pratiche per il riconoscimento della nazionalità italiana. L'Italia, nello specifico la provincia padovana, potrebbero essere dunque la scelta finale per la fuga dell'ex presidente carioca. Dal comune di Anguillara Veneta non ci sono notizie. La sindaca Alessandra Buoso, molto criticata proprio per aver invitato Bolsonaro a novembre dello scorso anno e conferita nella cittadinanza, dice di non sapere nulla di questa notizia. Rimaniamo nel tema politico e parliamo di un'altra polemica che questa volta ci riguarda più da vicino. Siamo infatti a Vicenza, dove esplode la polemica sui fondi PNRR utilizzati per la riqualifica di Campomarzo. Campomarzo, il terreno dell'ultima battaglia politica che si combatte contemporaneamente su 2 fronti, Vicenza e Verona, e che contrappone centrodestra a centrosinistra. Premessa, il sindaco Francesco Rucco sta rivoluzionando Campomarzo, da decenni outlet veneto della droga, con l'obiettivo di toglierlo al dominio di pusher, tossicodipendenti e vagabondi per restituirlo ai vicentini. Dopo aver portato nel parco di Vicenza la sede distaccata della polizia locale, adesso sono previsti lavori di riqualificazione che prevedono di ridurre gli angoli di degrado e aumentare invece la presenza dei cittadini grazie a nuove funzioni, nuovi vialetti, nuovi arredi urbani, tra cui anche le panchine antibivacco. Piccolo particolare: tutto sarà pagato con i fondi PNRR destinati a inclusione e coesione. E il centrosinistra in Consiglio Comunale insorge. Con i soldi pubblici dei fondi PNRR dedicati al recupero dell'emarginazione sociale si finanziano elementi disturbanti, divisori per le panchine, sedute monoposto, cespugli tappezzanti e altri elementi di disturbo, per disincentivare la riunione, la capacità di associazione e la coesione sociale di un parco che ha delle fragilità ma anche molte potenzialità. La funzione principale è quella del decoro urbano, quindi il rispetto del decoro in una riqualificazione generale, e devo dire che è assolutamente riduttivo, assolutamente strumentale il fatto di ridurre un progetto così importante per la città al problema delle panchine. Tutto accade mentre nella vicina Verona l'amministrazione di centrosinistra sta invece smantellando le vecchie panchine antibivacco che erano state installate dall'ex sindaco di centrodestra Flavio Tosi. Ora il tema però è: cos'è l'inclusione? Secondo il vocabolario Treccani è l'atto, il fatto di includere, cioè di comprendere. E questo riguarda anche i vicentini.
Fino ad oggi quanto si sentivano inclusi e compresi a Campomarzo i cittadini? Se poi la finalità sociale delle panchine dovesse essere quella di far dormire i senza tetto, allora bisogna stabilire se sia più inclusivo che un clochard dorma all'addiaccio su una panchina o se sia più inclusivo dargli strutture accoglienti. A Vicenza i senza tetto che non vogliono andare nell'albergo cittadino, più che sulle panchine che sono scomode, preferiscono dormire su giacigli di fortuna in zone riparate. Le panchine di Campomarzo rischiano di essere invece l'ufficio dei pusher e il ritrovo dei tossicodipendenti. Semmai c'è da chiedersi se le panchine antibivacco renderanno più scomode le attività illegali. Forse il vero punto è parlare di panchine antibivacco in tempi di crisi economica ed energetica è davvero una priorità per i vicentini? Rimaniamo nella pagina politica e torniamo a parlare del nuovo presidente della provincia, della sua elezione ufficiale, la candidatura del sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, e un'altra, quella di Andrea Nardin, primo cittadino di Montegalda. Prove generali di corsa alla poltrona di sindaco. Vicenza, giugno, sceglie il nuovo condottiero della città del Palladio. Per capire come si muovono gli ingranaggi politici, basta dare un'occhiata ai meccanismi che stanno regolando le elezioni del nuovo presidente della provincia. A votare sono i sindaci e i consiglieri comunali di tutto il Vicentino. Ci sono i civici puri, i civici che fanno riferimento a qualche fazione politica, e poi ci sono i tesserati di partito. I due alfieri che si candidano sono Andrea Nardin, primo cittadino di Montegalda, per semplificare è sostenuto da civici e centrosinistra. Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, invece è sostenuto da civici, centrodestra e, attenzione, anche il terzo polo di Azione e Italia Viva. Sono stato proposto da sindaci civici, ho tanti sindaci civici che mi chiamano, io sono da sempre un sindaco civico e credo che anche questa modalità di espressione attraverso un percorso trasversale fra varie forze politiche sia anche da un certo punto di vista innovativo. Io credo che la mia candidatura sia estremamente civica, basta guardare le persone che erano presenti stamattina. Poi a livello dei partiti, di quello che stanno facendo, sinceramente non è un qualcosa che insomma, a me piace costruire, ecco, con tutti quelli che vorranno costruire con me un percorso, io ci sono a disposizione. Chi vincerà? La partita è aperta, ma delle indicazioni ci sono già. Siccome il voto ponderato dei sindaci e dei consiglieri dei comuni più popolosi pesa di più rispetto a quelli dei comuni più piccoli, Nicola Ferronato appare in vantaggio perché in ben 3 dei 5 centri più grossi, Vicenza, Bassano e Lonigo, le maggioranze voteranno per lui, che conta anche sulle minoranze di Thiene e Schio. Non solo, Ferronato ha l'appoggio addirittura di 12 consiglieri provinciali su 16. Se vincesse Andrea Nardin, si troverebbe la gran parte del Consiglio provinciale che ha sostenuto il suo avversario. Non la situazione migliore per governare. Ma ripetiamo, la partita è aperta, il guanto di sfida è lanciato, le alleanze sono fatte, le fazioni stabilite e forse la corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza parte proprio da qui. E ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco. Focus TG, ben ritrovati, vi ricordo che saremo in diretta fino alle 13:30 per raccontarvi tutto quello che succede nel territorio veneto. Vi ricordo anche che tra poco saremo in diretta col nostro Guido Barbato da Padova per parlare di caro carburante. Ma ora rimaniamo nella pagina politica, siamo a Venezia, sciopero e presidio dei dipendenti della Coinee, impresa di call center con sede principale a Maerne, e l'azienda è pronta a sedersi al tavolo. Noi qui siamo in presenza di circa 160 lavoratrici e lavoratori che ormai da anni chiedono il riconoscimento della professionalità. Ci sono lavoratrici che lavorano in questo call center da 15 anni, sono ancora a livello base. Abbiamo fatto degli accordi che l'azienda non rispetta e addirittura prende per in giro tutte le lavoratrici dicendo che solo 2 persone sono idonee a livello superiore. Poche ore dopo lo sciopero con presidio davanti al suo quartier generale a Maerne di Martellago, la Coinee SRL ha ribadito la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto coi sindacati. L'azienda è tra le realtà più importanti in Veneto nel settore di esternalizzazione dei processi aziendali, attività svolta spesso offrendo servizi di contact center ad imprese private ed enti pubblici. Purtroppo le aziende committenti non si rendono conto che
tirando sempre più in basso il prezzo nei confronti di queste aziende di call center, poi ne va di mezzo anche il servizio nei confronti delle aziende, dei committenti, dei clienti, degli utenti dei servizi pubblici. Chi lavora al call center è chiamato ad una formazione continua per essere in grado di rispondere alle richieste d'aiuto o di informazioni più disparate per 8 ore al giorno, con una forte flessibilità, dicono i sindacati, e cambi repentini di orario. Uno sforzo a cui corrisponde uno stipendio basso, 1.200 a full time, da 800 a 1.000 euro per gli altri. In un comunicato l'azienda ha scritto di aver recepito con stupore la scelta dei sindacati di procedere allo sciopero senza prima richiedere approfondimenti sui temi contestati. Purtroppo dall'azienda è arrivato il segnale esclusivamente dopo che abbiamo proclamato lo sciopero di disponibilità a parlare per tentare di migliorare quello che ci hanno detto relativamente ai livelli. Il problema è che sono irrisori i numeri che ci hanno dato, perché 2 persone su 135 e negli stessi team leader, che sono quelli che devono formare le persone, una sola persona che venga promosso, effettivamente c'è un problema grosso all'interno di formazione e di valutazione del proprio personale. Rimaniamo sull'argomento, un mestiere difficile e poco retribuito. Ai nostri microfoni le lavoratrici in sciopero Maerne. Prima di tutto quello che chiediamo noi è rispetto, cioè hai a che fare con persone, non con solo numeri. Martina è arrivata con la figlia neonata pur di stare accanto ai colleghi e alle colleghe che scioperano davanti alla sede della Coinei di Maerne. Al di là del caso specifico che ha portato alla protesta in questa azienda, le voci di queste lavoratrici e lavoratori aprono uno spaccato di quella che è la quotidianità di chi è impegnato in un colo contact center. Laura Gavarini è sindacalista della CGIL. La paga media di un full time arriva sui 1.200 euro, ma dobbiamo considerare che queste persone sono quasi tutte part time, per cui andiamo dagli 800 ai 1.000 euro al mese come stipendio per un lavoro che oggi è diventato molto più professionalizzante di un tempo. La giornata lavorativa, lunga 8 ore, si consuma dietro a telefonate per offrire assistenza ad utenti di vari servizi di altre aziende, spesso molto diverse tra loro, come racconta Isabella, che esercita questa professione da una dozzina d'anni. Non so, la bolletta dell'energia elettrica, oppure l'autolettura del gas, oppure l'immondizia, oppure non so, servizi assicurativi, anche noleggio auto a lunga percorrenza. Mi ricordo in un periodo che facevo questo servizio, le persone erano per la strada, si accendeva la spia di un motore e io dovevo dire qual era il problema, secondo un manuale che mi davano. Dopo tanti anni di lavoro si acquisiscono competenze e professionalità che non vengono riconosciute, dicono altre manifestanti. Succede anche da un giorno all'altro che non riceviamo la 13ª e lo scopriamo il 22 di dicembre alle 17:16 perché viene messo un messaggio in bacheca. Le 13esime 2022, precisa Coinei, sono state bonificate il 3 gennaio, in ritardo per una temporanea mancanza di liquidità, causata anche dalla liquidazione di alcune centinaia di trattamenti di fine rapporto, una situazione che l'azienda non aveva mai sperimentato in 20 anni di attività. Ci spostiamo ora a Vicenza e torniamo a parlare dei problemi del carcere di San Pio X. Alla casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza, un detenuto di difficile adattamento il 2 e 3 gennaio scorsi aveva appiccato un incendio nei locali dove era custodito, creando danni ingenti non ancora stimati, ma soprattutto mettendo in crisi l'attività della polizia penitenziaria, già sotto organico e subissata di oneri e responsabilità. Oggi una visita congiunta di alcuni sindacalisti di categoria con il consigliere regionale Silvia Maino hanno voluto fare un sopralluogo per portare solidarietà ai lavoratori. Per 2 giornate, quindi in 2 occasioni, hanno dovuto spegnere un incendio che poteva rivelarsi pericolosissimo all'interno di una cella. Sono agenti che lavorano sempre a mani nude, agenti che in questi casi hanno dovuto fare turnazioni di 12 ore e quindi sono venuta a ribadire la necessità per i colleghi della Polizia Penitenziaria di avere un supporto, un aiuto come il taser. Per queste ragioni ho depositato una mozione in Consiglio regionale per aiutarli ad avere questo strumento di difesa. Oggi il personale soffre di un'assenza di congedo ordinario non fruito di 6.027 giorni in un anno, cioè degli anni pregressi. Poi abbiamo 1.254 giorni di recuperi ore, quindi altre giornate che si devono sommare, e 2.581 ore non remunerate di lavoro straordinario. Questo è il quadro che noi abbiamo. A tutto ciò si aggiunge una difficoltà di assenza di organico di almeno 70 unità.
E ora una notizia che ci riguarda da vicino. Anche per il 2022, come ogni anno dal 2015, è stato consegnato il premio Media Nord-Est Stella di Natale, con i veneti schiacciati dalla crisi. Ora vediamo insieme a chi è andato il premio. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Vo Euganeo, Vo Vecchio, e stiamo per incontrare Iole e Romano, suo figlio, perché oggi consegneremo questo premio, la Stella di Natale, a mamma Iole e a suo figlio Romano. Andiamo! Cominciamo a raccontare la storia. Tu non eri in sedia a rotelle e Romano camminava. Era un ragazzo splendido. Io sono in sedia a rotelle perché mi sono fatta male nel 92 e sono caduta dalla Vespa e ho battuto la schiena addosso un palo del telefono. Nel 2002 ho dovuto andare a fare la protesi alla gamba. Nel 2003 io non avevo ancora finito di ristabilirmi, si è fatto male lui. Quindi da là abbiamo cominciato il calvario. Cosa è successo? Ha avuto un incidente, non si capisce come e non si sa come, da solo, l'hanno trovato da solo, in macchina a Villa di Teolo, addosso a una pianta. Sono 20 anni che qua ci sarà un motivo. Qual è l'appello che vorresti fare? Cos'è che ti fa più male? Beh, intanto una cosa che non mi piace da sempre, e le signore che lavorano da me lo sanno, non voglio sentire nessuno che dica poverino Romano. Queste stanze dove siamo oggi sono della curia, perciò la canonica della parrocchia di Vo Vecchio me l'ha data il sacerdote, il parroco di Vo. Adesso il contratto è stato girato a nome mio, di conseguenza adesso cominceranno ad arrivare le bollette come tutte le famiglie, insomma. Ma quello che più ti spaventa sono questi servizi che non ci sono più. Questo fisioterapista che dopo la pandemia non riesce più a venire, non lo vedi più, mancano le garze, manca un po' tutto. Iole si sta un po' piegando e questo non deve succedere. Io sono qui oggi per cercare di far capire che Iole ha bisogno di aiuto. Dateci una mano, dateli una mano, perché è lui che ha bisogno. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, sono 5.000 euro che ti diamo per cercare di aiutarti in queste spese eccessive. Questo è il premio di Media Nord-Est, è una stella di Natale fatta su un legno di melo con del travertino, pietra rossa, travertino rosso del maestro scultore Luciano Longo. Sindaco, cosa vuole dire? Niente, volevo dire che siamo molto soddisfatti della sistemazione che è stata trovata per Romano, per questa mamma che si è impegnata moltissimo. Vi assicuro che questa amministrazione ha sempre fatto il massimo per le proprie possibilità per questa famiglia. E siamo attivati per farci garanti per la signora Iole per questo affitto. Ringrazio la famiglia di Rete Veneta Nord-Est e non ho parole per quello che sta facendo, perché non mi aspettavo niente di simile, assolutamente niente. Mi viene da piangere. Non piangere, Iole. Io ringrazio questa grande famiglia di Rete Veneta, Media Nord-Est, per questo premio importante che ogni anno a Natale riusciamo a dare. Quest'anno siamo un po' in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Ringrazio veramente tutti voi, perché se oggi sono qui è merito vostro e grazie anche a Media Nord-Est. E dopo questa bellissima storia apriamo la pagina, l'approfondimento bassanese, apriamo con la cronaca. Ladri durante la notte dell'Epifania, torna la paura a Pianezze. Sentite. Incappucciati, zaino sulle spalle, pronti ad entrare in azione. Un filmato delle telecamere di videosorveglianza racconta il preludio di 2 furti messi a segno nella notte dell'Epifania a Pianezze e Molvena. La notte delle streghe non ha deluso le attese, trasformandosi in una vera e propria notte di terrore. Attraverso dei piccoli fori all'altezza degli infissi, infatti, i ladri si sono intrufolati nelle abitazioni, mentre gli inquilini dormivano nei loro letti, facendo razzia di denaro e piccoli monili. Questo odioso fenomeno che ci ha colpito molto quest'estate sta ritornando a Pianezze, almeno 2 o 3 casi segnalati, anche a Colceresa, anche a Marostica, il solito trucco del buco del serramento. Questo fenomeno è odioso perché viola la nostra intimità, la nostra libertà, le nostre sicurezze.
E ora resta la paura, un fenomeno, quello dei cosiddetti topi d'appartamento, che secondo il sindaco Vendramin deve essere affrontato e combattuto attraverso la forza dell'unione, ma soprattutto mirando all'attenzione della comunità. L'appello che io faccio a tutti: se vedete persone che girano sospette, strane, rumori di notte, allarmi che suonano nelle case dei vicini, non state indifferenti, chiamate subito le forze dell'ordine e loro intervengono. Solo così facciamo comunità fra di noi e solo così potremo aiutare le forze dell'ordine ad aiutarci. Accantoniamo per un secondo la pagina bassanese e parliamo di caro carburante, un argomento di assoluta attualità. Mentre il governo pensa ad una marcia indietro, i benzinai chiedono un confronto e ci colleghiamo in diretta da Padova col nostro Guido Barbato, che si trova proprio lì, da un benzinaio. Buongiorno Guido. Buongiorno Sharon, buongiorno a tutti. Non è un benzinaio qualsiasi, perché Flavio Convento, come saprete sicuramente in provincia di Vicenza nel Bassanese, presiede, e a Padova, presiede appunto la Confesercenti settore benzinai, settore FAIB, e la vostra associazione di categoria Convento chiede un incontro urgente al governo su questo difficile passaggio dei prezzi dei carburanti di questo inizio anno. Perché? Allora, chiede un tavolo al governo da molti anni e quindi lo riproponiamo, perché serve un tavolo di filiera dove riusciamo a modernizzare e ristrutturare una rete carburanti obsoleta, e sicuramente deve adattarsi con i tempi. Ricordiamo che l'impianto medio di carburanti in Italia vende circa 1.200.000 litri con 24.000 impianti. Questi produce dei costi eccessivi che vanno sicuramente a incidere sul prezzo finale e quindi anche a danneggiare i consumatori. Noi pensavamo che voi invece volevate l'incontro col governo perché i controlli della finanza sono inopportuni, almeno così li avete un po' definiti. Perché? Siano inopportuni sì, ma noi sicuramente siamo con i controlli e non siamo contro la legalità. Quindi l'illegalità per noi è un danno che danneggia soprattutto i gestori e tutta la categoria. Il problema è che quando parliamo di speculazioni, il primo passo che è stato fatto è quello di mandare gli organi di vigilanza sulle singole gestioni a controllare i prezzi, dove sappiamo benissimo che il prezzo finale non viene determinato dal gestore, ma viene consigliato e condizionato dalla compagnia petrolifera, sia per quanto siano le vendite in self-service che sul servito, con un margine di guadagno per la gestione di 3,5 centesimi fisso al litro, quindi non in percentuale. Quindi più aumenta il prezzo e diminuiscono le vendite, meno i gestori riescono a guadagnare. Sicuramente non sono i gestori che possono speculare sul prezzo della benzina. Sembra una situazione claustrofobica, cioè non si trova soluzione, anche perché ovviamente il petrolio è una merce che viene quotata lontano in genere, no? Che poi quando arriva all'automobile o al furgone o al camion, in sostanza però le responsabilità sui prezzi sembrano più lontane che non collegate al vostro operato. È così? Questo sicuramente. Poi abbiamo un metro di misura che è il Platts, che non ha niente a che vedere col costo del petrolio, che è a $70 in questo momento. Il Platts è una valutazione che viene fatta a livello europeo, sicuramente danneggia alcune situazioni ed è incomprensibile, perché succede sempre la stessa cosa. Nel momento in cui c'è l'aumento del petrolio, gli listini vengono toccati immediatamente. Nel momento che c'è una diminuzione del petrolio, con molta lentezza riscendono i prezzi. Ecco, su queste cose qua dovremmo avere un controllo maggiore. Sicuramente non sulle gestioni e quindi sull'utente finale, sull'anello più debole di questa categoria. Lei accennava anche a un aumento di costi dovuti anche alla gestione, per esempio sui pagamenti elettronici, che sono comodi anche per voi perché rischiate meno con meno contanti, ma il sistema bancario li carica di tante spese. Anche su questo noi non siamo mai stati contro la moneta elettronica, per noi è una questione anche di sicurezza e di praticità. Il problema sono il costo delle commissioni, lo abbiamo ripetuto 1000 volte e come ho sottolineato prima il nostro margine è 3,5 centesimi al litro fisso per litro, quindi non per percentuale. Quindi nel momento in cui aumentano le transazioni, e in questo momento qua siamo circa sul 60-70%, in alcuni casi anche il 90%, vuol dire che il nostro margine si riduce del 50 o del 60% effettivo su quei 3,5 centesimi lì. Questo è il problema di questa categoria, che sicuramente a confronto di altri settori è molto più danneggiata dal costo delle commissioni e questo non si vuole capire. Abbiamo chiesto più volte di affrontare questo tema, ma non è mai stato affrontato in maniera coerente. Infine, nel periodo con la ripresa delle scuole, con la fine delle festività,
cadono, cioè si diminuiscono i consumi di carburante anche nella nostra regione. C'è qualche provincia più penalizzata di altre da questa caduta dei consumi? No, questo è fisiologico a livello nazionale, non ci sono province più penalizzate, forse quelle che sono vicine a zone turistiche, possiamo pensare al periodo estivo, però non è questo. Sicuramente dopo il periodo natalizio, dopo le vacanze estive, c'è una diminuzione di vendite sugli impianti ed è fisiologico, circa 700.000 litri in meno al giorno si vendono. Sicuramente in questo caso va a incidere anche l'aumento delle accise, quindi c'è stata la rincorsa al pieno del carburante entro fine anno, quindi valuteremo nei prossimi giorni quanto ha inciso questo aumento sulle vendite giornaliere di ogni singolo impianto. Bene, allora ringraziamo il presidente di Confesercenti Veneto Centrale, quindi Padova e Vicenza, per il settore dei benzinai, Flavio Convento, per la sua partecipazione. Buona giornata e buon lavoro. Ora però vogliamo anche mostrarvi un servizio che illustra un po' il parere dell'associazione di categoria Codacons su questa situazione. Prego. La benzina effettivamente sta preoccupando tutta Italia, sono notizie di questi giorni di aumenti incontrollati dei prezzi, famiglie colpite dal caro delle bollette, luce, gas, adesso il caro benzina. Come associazione dei consumatori stiamo un po' valutando qual è la situazione, stiamo predisponendo un esposto. Il caro benzina preoccupa gli automobilisti, il Codacons pensa ad un esposto per verificare che gli aumenti di questi giorni siano regolari. In queste ore partono anche i controlli voluti dal governo da parte della Guardia di Finanza, proprio per accertare se vi siano stati aumenti esagerati. Le Fiamme Gialle sottolineano che questo tipo di controlli avviene periodicamente, che le segnalazioni dei prezzi nei singoli distributori sono raccolte e indirizzate a Roma per avere un quadro nazionale dell'andamento dei prezzi. Resta il fatto che sono molte le famiglie che per colpa di questi rincari ora si trovano in difficoltà. Incide molto perché molte famiglie sono pendolari, si muovono, vediamo il numero di macchine che circolano e famiglie che sono già provate dal caro delle bollette e adesso si aggiunge il caro benzina, per cui è una situazione che ci preoccupa molto. Proprio il Codacons ha stimato che il ripristino delle accise inciderà per più di 360 euro all'anno sulla spesa delle famiglie. Resta ora da capire se i rincari del carburante sono legati solo alle accise o ci sia anche speculazione. C'è sicuramente della speculazione sotto, è il motivo per cui ci stiamo muovendo come associazione dei consumatori e verosimilmente nei prossimi giorni presenteremo un esposto. Grazie al nostro Guido Barbato, il suo ospite in diretta da Padova. Ora qualche istante di pubblicità, ma ne torniamo tra poco. Focus TG, ben ritrovati in diretta. Questa era l'ultima pausa pubblicitaria, ora vi terremo compagnia fino alle 13:30, tutto d'un fiato. Vi abbiamo lasciato parlando di caro carburante, ora invece torniamo sulla pagina, sull'approfondimento bassanese, parliamo di cronaca, ancora atti vandalici al cimitero di Tede sul Brenta. Era già accaduto a fine ottobre e poi in occasione della ricorrenza di Ognissanti. Nelle ultime ore ancora atti vandalici nei cimiteri di Tezze sul Brenta. Le immagini si riferiscono in particolare all'ultimo episodio in ordine di tempo accaduto ieri a Belvedere. Numerosi cittadini hanno trovato le tombe dei loro cari saccheggiate. Sono stati portati via fiori, vasi, decori natalizi, gettati poi nel vicino cassonetto dell'immondizia. Sul problema si era esposto il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, stigmatizzando questi episodi e informando i cittadini dell'imminente attivazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del decoro e della sicurezza nei luoghi sacri. L'invito è sempre quello di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta o episodio vandalico che aiuti le autorità a identificare i colpevoli. Torniamo a Bassano del Grappa, taglio del nastro per la riapertura della scuola elementare di Sant'Eusebio. Sentite. Dopo polemiche, battaglie, ritardi e tanta pazienza, riapre la primaria Gabelli di Sant'Eusebio, sottoposta a un intervento di ampliamento, sistemazione e messa in sicurezza. Un lavoro da 560.000 euro da parte del Comune, cui si sommano alcune opere di rifinitura finanziate dall'OTB Foundation, nell'ottica della sinergia pubblico-privato. È una cosa quasi indispensabile perché poi il privato può mettere insieme una visione, una velocità, i materiali
che il pubblico purtroppo non fa. Cioè, il pubblico per esempio ha dei tempi molto lunghi, una burocrazia molto lunga, i materiali, i fornitori cercano di buttare dentro i materiali che costano meno possibile, quindi è tutto un giro che purtroppo sappiamo come funziona. Ecco che il privato può mettere quell'occhio in più e fa una bellissima trade union per poter fare delle opere fantastiche. In prima linea al taglio del nastro le mamme che tanto hanno fatto perché i loro bambini e le loro bambine, trasferiti temporaneamente alle Canossiane di Viale dei Martiri, potessero tornare a occupare la loro scuola. C'era stato detto diverse volte che sarebbe arrivato prima il momento, però meglio tardi che mai. È il caso di dire finalmente. Siamo contenti, è una bella giornata, un bel giorno per tutti, per i genitori, per gli alunni soprattutto, per gli insegnanti e abbiamo una bella nuova scuola. È palpabile la gioia dei piccoli in questa giornata di festa. Com'è questa scuola nuova? Bella! Sì. Siete contenti di tornare, di essere tornati qua? Sì! Rimaniamo a Bassano perché noi di Rete Veneta siamo tornati davanti a Palazzo Buonauguro perché ci sono novità sull'accesso ai disabili. Luca Faccio, qualche giorno fa ci siamo trovati proprio davanti Palazzo Buonauguro perché lei voleva entrare a visitare la mostra che è allestita, però non ha potuto entrare perché appunto ci sono questi scalini, questa barriera architettonica importante per lei. Lei aveva chiamato al Museo Civico e loro mi avevano detto che si poteva entrare solo sabato su prenotazione e che quel sabato lì l'assessore era rotto. Abbiamo verificato che l'assessore non è rotto e... Lei non si è arreso però, no. Lei non si è arreso perché quella mostra la voleva vedere. Esatto, e anche perché il Palazzo Buonauguro è un palazzo dove vengono fatte varie mostre e secondo me tutti i cittadini hanno il diritto di vedere le mostre. Io ho saputo dal maestro che coordina la mostra che c'è un ingresso laterale accessibile. C'è addirittura il simbolo della carrozzina e barriere architettoniche non ce ne sono. Quello che mi stupisce è che l'assessore Zonta non sappia di questo accesso. Insomma, c'è l'accesso ai disabili, ma non c'è alcuna indicazione. Un turista che arriva davanti all'ingresso principale di Palazzo Buonauguro, non vedendo segnali, se ne va. E questa cosa fa arrabbiare molto il nostro telespettatore, il blogger bassanese Luca Faccio. Come vedete qui in effetti c'è il cartello che segnala l'accesso per le persone con disabilità e difatti Luca Faccio è riuscito a entrare senza problemi da questa porta. Adesso basta che raggiunga l'ascensore così poi potrà salire fino al primo piano e visitare la mostra. E qui c'è l'ascensore. Chiamiamo l'ascensore, tutto bene, ma Luca Faccio prima di entrare e salire tiene a precisare un concetto. Spero che per le prossime volte, quando ci sarà qualche mostra, non debba ogni volta fare un servizio televisivo. Per favore, la questione è stata spiegata, basta un foglio di carta che costa 1 centesimo, mettete per i disabili chiedere all'interno e la questione è risolta. E lo avete visto tutti ieri pomeriggio nel cielo di Bassano, uno spettacolo straordinario. Un cielo dipinto di colori e magia. Un doppio arcobaleno questo pomeriggio ha attraversato il cielo azzurro di Bassano, dando vita a un vero e proprio spettacolo della natura. Spettatori, i tanti cittadini che fotocamera alla mano hanno voluto immortalare questa rarissima cornice della città. Ci spostiamo ora a Cittadella, a consolidare l'eccellenza e continuare nel percorso di crescita intrapreso. Questo è l'obiettivo di ETRA per il 2023. Gennaio è il mese dove passato e futuro sono vicini più che mai ed è così che ETRA in tempo di bilanci guarda con soddisfazione a un 2022 ormai alle spalle. Nel 2022 l'obiettivo strategico che abbiamo raggiunto è stato l'affidamento in house da parte del bacino rifiuti ad ETRA del servizio rifiuti per i 70 soci nei prossimi 15 anni. Affidamento in house, traguardo raggiunto e ora ETRA è pronta per nuovi obiettivi.
La realizzazione delle sedi logistiche proprio per il servizio rifiuti, che sono 4, Asiago, Bassano, Campo San Piero e Rubano, e soprattutto l'estensione del servizio idrico. E gli obiettivi per questo 2023 per ETRA e il Consiglio di Bacino Brenta non finiscono qui. Raggiungere il 90% della raccolta differenziata. Questo significa raggiungere una tariffa puntuale, unificare le tariffe di tutti i 70 comuni avendo una grandissima attenzione per la tutela ambientale. E se guardiamo al servizio idrico, un lavoro di supporto a tutto il territorio veneto. E la zona dei pozzi di Camazzole, che poi riguarda principalmente 3 comuni, Fontaniva, Carmignano di Brenta e Cittadella, ma naturalmente poi tutti i comuni riveraschi del Brenta, è una zona da dove viene prelevata la maggior parte dell'acqua che va a finire nella zona di Padova, nel Rovigotto, fino ad arrivare anche al Veneziano. Addirittura c'è uno studio per portare con una derivazione l'acqua nella zona del Vicentino per andare ad aiutare quei comuni che hanno i problemi con i FAS. Futuro che unisce sempre più sinergie in nome dell'ambiente. Con l'Università di Padova 2 grandi progetti. Il primo riguarda il monitorare dei nuovi agenti inquinanti. Con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Padova stiamo facendo questo lavoro per evitare dei disastri ecologici. Non vogliamo ripetere gli errori che sono stati fatti con i PFAS. Se il prossimo progetto alza lo sguardo al cielo, il secondo guarda al sottosuolo. Geolocalizzare quello che c'è nel sottosuolo. Sotto il nostro territorio ci sono ancora degli ordigni inesplosi. Grazie a questo lavoro riusciremo a localizzare dove si trovano questi ordigni inesplosi, in modo che nel momento in cui ETA dovesse fare dei lavori non incorre in ritrovamenti che potrebbero anche costare la vita degli operai. Rimaniamo in Alta Padovana, a San Martino di Lupari, inaugurata una nuova scuola media. Una nuovissima scuola media all'avanguardia, seguendo tutti i crismi del rispetto ambientale per far sì che gli uomini e le donne di domani abbiano la possibilità di crescere e formarsi in un luogo altamente performante e accogliente. Il taglio del nastro e la presenza di alunni e alunne che al ritorno dalle vacanze invernali hanno potuto appropriarsi dell'edificio in un ideale passaggio dal vecchio istituto al nuovo. Tiene conto sostanzialmente di tutti quelli che sono dei parametri di ecosostenibilità. È la prima scuola secondaria di primo grado nel Veneto con questa certificazione. È una scuola proiettata al futuro. Un ringraziamento particolare all'amministrazione e a tutti quelli in questi anni hanno lavorato per questo importante progetto ottenuto grazie al contributo del Ministero dell'Istruzione e della Regione Veneto. Questo è il segno di dove vogliamo andare. Noi vogliamo che le nostre scuole siano non solo dei contenitori belli, ma che siano i luoghi della formazione per fare in modo che i nostri ragazzi, soprattutto tra le scuole medie e le scuole superiori, si formino e facciano la scelta giusta. Comune, Stato, Regione per un intervento da 5,5 milioni di euro che ha visto lavorare per lo stesso obiettivo più amministrazioni che si sono succedute, come ha confermato con orgoglio il sindaco Nivo Fior. La scuola è sicuramente un punto di ripartenza, la scelta non è casuale, dà ottimismo, fiducia e sicuramente per San Martino di Lupari è una giornata da ricordare. Iniziano nelle prossime ore i lavori di messa in sicurezza definitiva della parete franata a Romano de Zellino. Stiamo facendo molte verifiche rispetto a quella che è la situazione che vedete alle mie spalle, con i tecnici di viabilità, con l'ufficio tecnico comunale, con una ditta del luogo esperta in sostegno di scarpate. Stiamo valutando l'intervento perché potrebbe essere che si tratta di un intervento non così semplice come può immaginare la popolazione. Potrebbe trattarsi di un intervento radicale che comporterebbe anche la rimozione di tutta la parete che vedete alle mie spalle per diverse decine di metri cubi di materiale. Un rischio non da poco, per cui sono necessari tutti i controlli e le verifiche sulla parete del Col Molin, franata sabato mattina su via Alcide De Gasperi a Romano de Zellino. Ancora attivo il senso unico alternato regolato da semaforo, ma già nelle prossime ore il Comune partirà con i lavori di messa in sicurezza dell'area, considerando che la terra franata rientra in mappali privati. Anche la responsabilità dei privati grava su quella che è la manutenzione e la messa in sicurezza. Ho avuto modo di confrontarmi con loro proprio per iniziare questo percorso. Il percorso che prevede una messa a disposizione di somme del bilancio comunale per quelli che sono i primi lavori e dopodiché si lavorerà per somma urgenza proprio per evitare qualsiasi tipo di ulteriore danno rispetto a
a quello già avvenuto. I tempi devono essere immediati, probabilmente già nel corso di questa settimana saranno in campo i mezzi per poter dare una soluzione non temporanea ma definitiva alla situazione alle mie spalle. Probabilmente se come pensiamo avverrà tutto il lavoro nel corso della settimana, ci sarà anche una chiusura totale della strada per qualche giorno. Chiudiamo questa pagina bassanese parlando di sport, di calcio, del campionato di Serie D. Pareggio fra le polemiche, quello di Cartigliano in casa contro il Campodarsego. Il veleno è tutto nella coda, anzi è addirittura oltre. Cartigliano Campodarsego finisce 2-2 con il pareggio degli ospiti che arriva al 95esimo, cioè 2 minuti oltre i 3 concessi dall'arbitro. Basterebbe questo a lasciare l'amaro in bocca in casa biancazzurra, ma c'è dell'altro. Qualche gesto poco sportivo da parte degli ospiti nel non restituire il pallone con l'uomo a terra, qualche parola di troppo, qualche perdita di tempo da ambo le parti e poi un'esultanza nel finale sbattuta in faccia alla panchina del Cartigliano. Insomma, poco fair play allo stadio che ne porta il nome. Venendo alla partita, Cartigliano che la sblocca con un gioiello di Barzon, poi il Campodarsego pareggia con Alluci e sembra poter dare vita al sorpasso, ma i biancorossi non hanno fatto i conti con Miniati, assist al bacio per la zuccata vincente di Thomas Scapin. Il 2-2 arriva come detto nel finale, punizione gestita male dal Cartigliano, ripartenza fulminea dei padovani che trovano il gol con Perez. È logico che quando si prende gol alla fine si sta male, si rosica, però fa parte del calcio. Poi chiaramente gli animi erano molto tesi e c'è stata qualche parola di troppo, ma finisce qui, insomma 2-2, è un pareggio che ci può anche andare bene contro il Campodarsego, però insomma eravamo a 10 secondi dalla fine in vantaggio e disturba un po', però insomma ripartiamo. Chiudiamo la pagina dello sport e ci spostiamo a Padova. Stiamo per vedere da vicino uno dei simboli della città di Padova, la statua del Gattamelata, la prima visita della commissione tecnico-scientifica che dovrà valutarne lo stato di salute. Stiamo salendo le scale per raggiungere la statua del Gattamelata, stiamo salendo i ponteggi che sono stati posizionati qualche mese fa per iniziare la valutazione sullo stato di salute del monumento equestre. I segni del tempo, dell'inquinamento, degli agenti atmosferici non hanno coperto né bellezza né perfezione. Ecco il Gattamelata, il condottiero medievale ritratto da Donatello, plasmato nel bronzo per realizzare una statua voluta dalla moglie. Il monumento equestre realizzato da Donatello è formato da 2 elementi, il cavallo e la statua del Gattamelata, oltre che agli elementi di decorazione. Prima di oggi venne visto così da vicino solo nel 1990. Oggi per la prima volta gli esperti della commissione tecnico-scientifica sono saliti sui ponteggi che avvolgono la statua e che consentiranno di effettuare tutte le analisi per valutare lo stato di salute di uno dei simboli della città di Padova. Oggi cominciano gli esami, il check-up dello stato di salute di questo grandioso monumento e saranno poi gli scienziati, i tecnici a dirci veramente come stanno le cose e anche a vedere quali possono essere i passi successivi. Prima di conoscere il responso dell'indagine voluta dalla Delegazione Pontificia per la Basilica del Santo, ci vorranno mesi e lunghe analisi fatte con sistemi di rilevazione all'avanguardia. Dopodiché si deciderà del futuro del monumento equestre, che potrebbe essere trasferito in una sede museale e all'esterno verrebbe invece posizionata una copia identica, ipotesi che aveva creato non poche polemiche in passato. Il primo a dirsi contrario allo spostamento del Gattamelata era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo
In mezzo ci sta anche la manutenzione. A salire sul Gattamelata oggi anche il sovrintendente Fabrizio Magani, che fa parte della commissione, insieme a 2 esperti dell'Università di Firenze, la professoressa Valenzano dell'Ateneo Patavina e un incaricato della delegazione pontificia. Lo studio potrebbe aprire anche la possibilità alle visite al ponteggio anche da parte dei padovani. Sarebbe molto bello, dobbiamo verificare le condizioni di fattibilità in termini di sicurezza, però indubbiamente per i padovani si potrebbe anche già operare con una telecamera, creare un sito ad hoc. E il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi si oppone al comitato tecnico scientifico per verificare le condizioni del monumento equestre al Gattamelata, definendolo Commissione Vaticano. Il restauro del Gattamelata, afferma Sgarbi in una nota, è questione di Stato dello Stato italiano. Nessuna commissione che non sia nominata dallo Stato ha autorità sul restauro. Per Sgarbi, la commissione nominata dal delegato pontificio non può esprimere pareri in materia di restauro e di tutela, in quanto prerogative della soprintendenza e del Ministero. Mi riserverò di far assistere il soprintendente Megani da tecnici in nomina ministeriale che non intendano il restauro come scorciatoia per improponibili copie del grande monumento di Donatello. Chiude così Sgarbi. E ora ci spostiamo a Venezia, cordoglio tra i tesserati della società sportiva Venice Marathon, in lutto per l'improvvisa scomparsa del 56enne amico e tesserato morto durante la mezza maratona di Trieste. Permettetemi di esprimere il mio cordoglio alla famiglia, a Francesca e a tutta la famiglia di Manlio e da parte di tutti noi della Venice Marathon, ma credo di tutti noi, tutti gli sportivi. Nella voce addolorata e scossa di Piero Rosa Salva, fondatore della Venice Marathon, il dolore per l'improvvisa scomparsa di un amico e tesserato della nota società sportiva veneziana, Manlio Millo, 56 anni, accasciatosi a terra per un improvviso infarto che non gli ha lasciato scampo ieri a Trieste, nel corso della mezza maratona di 21 chilometri davanti alla moglie Francesca. Con la moglie infatti non stava correndo ma stava camminando, quelle andature veloci che appunto si usano in questo caso, e ovviamente Manlio aveva fatto tutte le sue certificazioni mediche che sono depositate e che sono perfettamente valide, che scadevano annualmente ma che anche recentemente lui aveva provveduto a fare. La prima a praticargli la respirazione artificiale la moglie, quindi gli addetti alla gara, il soccorso alpino con 12 operatori tra medici e infermieri, infine la disperata corsa in elicottero verso l'ospedale di Udine. Ma ogni tentativo di rianimare il consulente farmaceutico è il risultato vano. Poi sentiremo magari gli accertamenti che saranno in corso eventualmente. Manlio Millo, bellunese di nascita, con la famiglia d'origine ancora presente nel quartiere bellunese di Cavarzano, con il padre Omero, insegnante molto conosciuto tra le Dolomiti, da tempo si era trasferita a Mestre con la moglie Francesca e il figlio Davide. Persona di compagnia che amava fare squadra, lo descrive così Rosa Salva. In attesa dalla data dei funerali, nel veneziano già si pensa a come tributarlo. Naturalmente organizzeremo un momento di ricordo adeguato per un amico. Cambiamo decisamente argomento, ma rimaniamo a Venezia. In questi giorni i primi ciak di un nuovo importantissimo film. Venezia si conferma ancora una volta set ideale delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, come testimoniano le riprese del nuovo film del premio Oscar Kenneth Branagh, che torna a vestire i panni di Hercule Poirot in Laguna. Una produzione che ha avuto l'appoggio logistico della Veneto Film Commission, contattata dalla 20th Century Fox già questo aprile, come ricorda il direttore Jacopo Chessa. 2 call, una delle quali con Kenneth Branagh, che appunto cercava delle location ideali per questo film su Venezia, per cui abbiamo appunto fatto un programma di luoghi che calzassero con le aspettative della produzione. Dalle prime riprese dei fratelli Lumière, già all'atto di nascita del cinema nel 1896, Venezia continua ad esercitare un'attrazione irresistibile verso le macchine da presa, che soprattutto con le grandi produzioni internazionali si traduce in un robusto ritorno d'immagine e non solo. Significa ricaduta occupazionale sul territorio e poi grandissima promozione.
Se pensate che questo film è un Poirot, per cui non esistono dei romanzi di Poirot che si svolgono a Venezia, è una forzatura di Kenneth Branagh, a cui piaceva l'idea di tornare a girare a Venezia. Dagli spot pubblicitari alle serie televisive, il Veneto è scelto spesso come set, un'attività che oltre al suo significato artistico, per quanto riguarda opere d'autore come quella in lavorazione in questi giorni, si traduce anche in economia. Per quanto riguarda le produzioni, diciamo, in cui la regione è più direttamente coinvolta, ovvero sostenute anche con un fondo regionale, abbiamo tutte le cifre e ti posso dire che per ogni euro investito, ogni euro pubblico investito, ne vengono spesi circa 5 sul territorio. Ci spostiamo ora a Treviso, inaugurata al Sant'Artemio una mostra di fumetti dedicata all'emigrazione trevigiana nel mondo. Presidente, ma perché proprio una storia a fumetti? Ma credo che il fumetto faccia venire in mente subito i giovani. Ed è dedicata soprattutto a loro la storia dell'emigrazione dalla Marca e dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Storie disegnate ma realmente vissute, come per Lucia che nel 63 a 18 anni andò in una Svizzera che a quel tempo non aveva remore a mettere a nudo gli emigranti dal Veneto perché pensava che avrebbero portato la tubercolosi. Fumetti raccolti in un libro, in un'esposizione visitabile al foyer del Sant'Artemio, che coinvolge tutti perché tutti hanno una storia di immigrazione in famiglia. Ogni notte c'era il momento dei ricordi, quindi dal ricordo del viaggio ai primi mesi vissuti in una terra dove non si conosceva la lingua e non si sapeva cosa si andava a fare. Ma accanto a questi emigranti, dal 66, prima da solo e successivamente con l'associazione, c'è sempre stato Don Canuto Toso, anima spirituale di questi trevisani sparsi in tutto il mondo. Fu lui tra i primi a credere del progetto di un fumetto come migliore linguaggio per raccontare la nostra emigrazione alle attuali e soprattutto future generazioni. Il Veneto oggi da terra di emigrazione è diventato terra di immigrazione. Sappiamo bene come i nostri veneti hanno rappresentato un esempio di abnegazione, di rispetto delle regole e di questo veramente siamo orgogliosi e vogliamo e chiediamo che questo sia un concetto condiviso da tutti, anche da chi viene poi a vivere nella nostra terra. Storie e storie che fanno anche capire come sia molto diversa la nostra emigrazione di oggi. Oggi ci sono dei giovani che cercano di fare nuove esperienze all'estero e sono molto formative, sono momenti di emigrazioni positive. Poi qualcuno rientra, chi non rientra comunque tiene alto la bandiera della provincia di Treviso all'estero con risultati di tutto rilievo. Un libro e una mostra che aprono di fatto le celebrazioni per i 50 anni dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Mezzo secolo per riunire storie di valigie di cartone a catar fortuna, ancora troppo dimenticate dai libri di scuola. I testi scolastici e i programmi didattici hanno pochissimo spazio dedicato all'emigrazione che nella storia d'Italia ha occupato oltre un secolo di vita. Per questa edizione di Focus TG è tutto, ci vediamo questa sera con i nostri telegiornali, grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.